Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Arrestato ieri sera a Roma dalla squadra mobile il pluripregiudicato Antonio Angelo Pelle di San Luca, latitante dal settembre 2009, quando in regime di semilibertà si è reso irreperibile dopo aver commesso una rapina alla Cassa di risparmio di Rieti, in località Forano. Pelle, che deve scontare 11 anni e 9 mesi di reclusione, era alla guida di un'auto con un documento contraffatto. Il controllo approfondito sulle impronte digitali ha permesso di smascherare la sua reale identità. La richiesta di proclamazione dello stato di calamità per la Calabria sarà domani in Consiglio dei Ministri, lo assicura Bertolaso. Il presidente della regione, Agazio Loiero, ha consegnato al sottosegretario la delibera di giunta in un incontro alla Mezzia Terme. Da lunedì, dice Bertolaso, saranno giorni di interventi. Ci dedicheremo anima e corpo a Calabria e Sicilia. Oggi a Maierato saranno sistemati dei rilevatori sulla frana che permetteranno un monitoraggio costante per valutare la situazione. Bertolaso sarà in Calabria anche il prossimo weekend. È sotto controllo la frana che ha portato all'evacuazione del paese di Maierato. Nel pomeriggio si terrà la riunione del comitato ristretto con i vigili del fuoco, la provincia di Vibo Valentia, la regione, il comune e i tecnici della commissione grandi rischi, che esaminerà uno studio realizzato dall'ISPRA. Intanto in paese sono state riattivate l'acqua e la corrente elettrica. Quando sarà decisa la revoca dell'ordinanza di evacuazione si procederà al rientro e sarà riattivato anche il gas. Il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, e il presidente della provincia, Vandaferro, hanno incontrato Pasquale Versace, componente della Commissione Nazionale Grandi Rischi. In due vertici istituzionali hanno illustrato, con l'ausilio dei tecnici dei rispettivi enti, la preoccupante situazione del territorio provinciale, caratterizzata da ampi e numerosi movimenti franosi. Olivo e Ferro hanno insistito sulla necessità di un massiccio intervento della protezione civile e dello stanziamento di adeguati finanziamenti finalizzati al ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza. Il popolo di Facebook continua a stupire. I momenti di drammaticità vissuti in queste settimane per il maltempo al sud ispirano l'idiozia di qualche buontempone che ha avuto la brillante idea di creare un gruppo dal titolo "Stanno franando la Sicilia e la Calabria, finalmente". Ma fortunatamente il buonsenso esiste ancora ed è subito nata una pagina di risposta fondata da Vincenzo Lannino, di oltre 14.000 iscritti in continuo aumento, che hanno accusato il gruppo di razzismo e segnalato a Striscia la Notizia, alle Iene e perfino alle forze dell'ordine. Protestano per mantenere il proprio lavoro i 65 dipendenti della clinica Villa Giose di Crotone e di circa 100 lavoratori dell'ex Sasol, oggi Croton Gress. I primi hanno occupato da ieri mattina la clinica e chiedono chiarezza sul futuro della società che gestisce la struttura sanitaria. I secondi invece sono saliti sui tetti della fabbrica perché da giorni gli impianti sono fermi e non ci sono prospettive certe per il futuro. Gli operai hanno passato la notte sul tetto dello stabilimento e la protesta è ancora in atto. Più di 400 precari delle scuole potranno tornare in aula grazie ai 145 progetti approvati dalla Regione. Approvati 29 progetti per la città di Catanzaro, 52 per Reggio Calabria, 47 per Cosenza, 10 per Vibo Valentia e per Crotone solo 7. Il programma Più Scuola è stato illustrato dal vicepresidente della Giunta, Domenico Cersosimo, e dal governatore Loiero. Servirà per elevare le competenze di base e le conoscenze dei giovani calabresi nelle materie linguistiche, scientifiche, matematiche e logiche. Importante iniziativa dell'Istituto Tecnico Commerciale di Laureana di Borrello, nel Reggino, sezione dell'Istituto di Istruzione Superiore Piria, che ha presentato nella sala consiliare comunale il progetto Vivere il Comune, un'occasione formativa per 29 studenti che andranno a formare 5 gruppi di lavoro in alternanza tra scuola e comune e saranno affiancati a rotazione ai funzionari che faranno da tutor. A fine progetto, i 5 allievi che si saranno distinti andranno a vivere il Parlamento europeo a Strasburgo per una settimana.